pensavate fosse uno shampoo, lo so, in realtà no, è il cesso di casa mia, che è anche più bello e anche più comodo in realtà. Ho scelto di ambientare questo video sul cesto e c'è una motivazione. Il cesto infatti è l'habitat che meglio rappresenta alcuni episodi della mia vita. Il cesto è infatti un amico sempre presente e disponibile, un rifugio sicuro per tanti sfoghi di varia natura ed è anche un luogo in cui ho condiviso diversi momenti con la mia amica collaboratrice sia lì dietro davanti. Ciao, la salutiamo. In particolare vi vorrei raccontare un episodio un po' strano che risale a quando eravamo piccoline, circa 6-7 anni di vita, così. Venivamo in bagno, oltre chiaramente per espletare le nostre più totali funzioni fisiologiche, anche per dei motivi particolari, e spesso infatti quando venivano dei bambini a casa mia, ospiti a casa mia, li portavamo in bagno, e non pensate male, soltanto perché consideravamo questo luogo come un mondo parallelo, lo chiamavamo il mondo dell'intelligenza. Era chiamato in realtà anche il mondo di Michael Jackson, ma questo non l'ho mai ben capito, quindi magari ve lo spiego un'altra volta. Questi bambini venivano attratti in questa camera oscura e venivano sottoposti a domande, quiz, risposte aperte, risposte multiple, e venivano giudicati secondo i nostri parametri. I bambini bravi venivano messi in doccia e benedetti con il dopobarba di mio padre, mentre quei piccoli poveri bambini stupidi venivano costretti a bere un goccino di acqua del cesso. Siccome questo video penso che stia diventando oltre che imbarazzante anche incriminante, potrei essere accusata di bullismo, decido di chiudere qui questo episodio. Il resto lo racconterà la Marti tra qualche secondo. Adesso mi alzo perché la mia vescica spinge, ok? Ciao. L'accesso non si comanda. Ciao a tutti, io sono Martina, la compagna deficiente delle vicende precedentemente raccontate dalla Vale, e niente, vi volevo raccontare come questo luogo ha rappresentato per noi una volta un luogo di meditazione. Praticamente eravamo qui e abbiamo fumato la nostra prima sigaretta. Era una nazionale senza filtro, me lo ricorderò sempre, roba del tipo da farsi venire il tumore solo a guardarla. Ed eravamo terrorizzati in silenzio con questa sigaretta in mano proprio qui, con la finestra aperta, facendo attenzione che non entrasse fumo, non entrassero odori strani, no? Che i vicini non ci vedessero, eccetera. Praticamente poi, siccome i nostri erano di là, ci siamo riempite per tornare di là di profumo, vari profumi, essenze, tutto quello che c'era abbiamo fatto. E niente, ci siamo divertiti un sacco, però abbiamo paura. È stato anche un luogo, direi, di confessione, perché ogni 2 o 3 mesi si veniva qui e ci raccontavamo, che ne so, cosa c'era successo, se c'erano novità di pischellate, no? Tipo, quello che c'era successo, se qualche volta, insomma, avevamo baciato qualcuno, ci interessava qualcuno, queste cose da bambini, ok? Però è meglio li ricordi, onestamente, sono una persona emotiva. E niente, una volta, l'ultima, ha rappresentato un luogo buio. Allora, praticamente avevamo fatto un festino per la mia mamma. Avevamo fatto un festino e che cosa abbiamo fatto? Praticamente ci siamo messi qui e siamo venute a sentirci male. Abbiamo vomitato l'anima di tutto. Non avevamo mai